8 marzo 2015, Trasimeno. Siamo sul lago Trasimeno. Andiamo a vedere la partenza. Giornata ventosa. Ecco qui sopra Castiglione del Lago. Sicuramente sarà molto importante il cambio Maurizio Castellotto è 906, potete andare tutti dietro l'arco, dalle ore 9:15 la partenza della gara deve essere Mancano 7 minuti. Vede. Dovete ritirare il pettorale, qui è la postazione microfonica. Siamo partiti. Va bene. Tanto per pranzo in ritardo. Va bene. Andiamo a prendere l'abbrivio. Siamo sul lago. Di gente. Eccoci a Borghetto, che c'è l'arrivo del 10 km, abbondantemente ultimo. Veramente ultimo. 1:10:06. Guarda, numero qua. Qui siamo a Tuoro, siamo alla mezza, questo è il castello di Tuoro qui sulla sinistra, questa è la viuzza, si porta alla mezza. Stanno già facendo le premiazioni. Ecco qui, siamo sul lago. Questa è la passeggiata di Tuoro. Qui partono i traghetti per le isole del lago Trasimeno. Se non fosse per il vento, è una gran bella giornata. Al 30°, siamo finalmente su un bel pezzo di sterrato lungo lago con dei cannetti e forse finora è il pezzo migliore della maratona dello Trasimeno. Ho avuto dei lunghi pezzi asfaltati lontani dal lago, qui siamo proprio a bordo lake.
grande pace, c'è un po' di fauna, qualche papera, un grande silenzio, anche riparato dal vento questo tratto. Andiamo a correre, altrimenti ci scappa anche il penultimo. Forza! Ce l'ho fatta, ragazzi. Ecco qua. Siamo a San Feliciano, siamo al 34esimo chilometro. Qui c'era il cancello delle 4:30, sono passato a 4:43, sono stati indulgenti, mi hanno fatto passare. Bravi! Oh. Allora, qui a San Feliciano c'è il museo della pesca. Ci sono parecchie di queste barche di pescatori. E prima c'erano tutte le reti al sole. Ho fatto una bella foto. Veramente un posto dove rilassarsi. Guarda, c'è la corda. Siamo al 39esimo chilometro. Risaliamo la collinetta. C'è una splendida vista del lago. E così si conclude la Strasimeno. Questa bella medaglietta. Faccia felice, 6 ore giuste, bella passeggiata.